Allora, cosa è emerso ieri alla fine della seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Porto Empedocle, che aveva per oggetto il dissalatore che stanno costruendo alla centrale Enel? Purtroppo ieri abbiamo avuto coscienza che il dissalatore di Porto Empedocle non è una struttura provvisoria. La struttura commissariale ha chiarito attraverso un suo rappresentante che la struttura del dissalatore rimarrà permanente all'interno della spiaggia di Marinella, per cui purtroppo diciamo, non siamo soddisfatti delle risposte che abbiamo ricevuto da parte della struttura commissariale e neppure del comportamento che ha avuto l'amministrazione nei confronti di questa opera. Quindi cosa farete ora? Noi proveremo, se è possibile, a fare in modo che la fase 2, che era prevista nei vari decreti, che prevedeva il repumping del dissalatore della zona ASI, venga effettivamente realizzata. Noi pensiamo che la posizione nella quale debba essere inserita un dissalatore è quella che è prevista nel piano regolatore. La spiaggia è spiaggia ed è un bene comune, per cui assolutamente sulla spiaggia non possono essere ancora realizzate delle opere industriali. Ecco, spieghiamo meglio cosa è emerso anche dalla relazione dell'ingegnere Sansoni. È emerso che a colpi di decreti, ne fanno una a settimana, loro hanno la possibilità di superare la legge, per cui è emerso che a 70 metri dalla battigia riverseranno il refluo del dissalatore, che chiamano salamoia, nella quale oltre a essere acqua e sale ci sono i residui della lavorazione. Preciso che diciamo, la scelta che ha fatto la struttura commissariale è quella di prelevare l'acqua all'interno del porto. All'interno del porto, dico, oltre all'acqua ci sono idrocarburi, ci sono metalli pesanti, che verranno certamente depurati e che verranno allontanati insieme alla salamoia, per cui per un periodo loro dicono provvisorio, ma a colpi di decreti il provvisorio in questa città diventa definitivo. Per cui siamo contrari a questa situazione. Noi riteniamo che il dissalatore debba essere messo in funzione nell'area ASI e che la posizione che è stata scelta non è condivisa dalla popolazione. Invece così resterà all'Enel. Così non lo sappiamo, l'Enel ha una posizione ambigua perché alcune cose che ha messo a disposizione abbiamo scoperto solo dopo, per esempio che lo scarico della Salamoia è stato dismosso il 1° gennaio del 2024 ed è a base del progetto che ha portato la localizzazione proprio in quella posizione. Per cui probabilmente qualche falsità all'interno della documentazione che ha ricevuto la struttura commissariale ci sarà stata. La posizione che non abbiamo compreso è quella dell'amministrazione. Noi non siamo d'accordo, anche se ci dovesse essere 800 metri di condotta, la posizione è sbagliata perché non è prevista né nel piano regolatore né nelle varie successive approvazioni che potrebbero portare al nuovo piano regolatore. Quella struttura si trova in una posizione che dal punto di vista urbanistico è spiaggia, cioè sono strutture legate alla balneazione, che nulla hanno a che vedere con un opificio, con un'industria.